esidentu mai su disagio di traballare come artista, però, quando ci si pensau, si sentendo su frenaus. Bene, smotivo su funti medas, sicuramente. Sicuramente si preguntau su come si fai? Quali funti cose che si depende fai per diventare artista? Quali funti si studios? Ad abbastai su di noi che si guadagna. E sa famiglia mia, e tata pensai. E altre preguntas a medas. Ecco, po gusta e altre regioni, nosus, in questa trasmissione, eus intervistai 10 artistas de ogni maniera, po si fai birica a bivi de arti, si voditi, po si fai birica chi botaus miras a mannas, das podeus sichiri, poi te sbisus in sa vita, funt una cosa importante in meda. Beni benius, Deus è Alessandro Pani e custu esti bisus. Questa intervista de oggi è un artista importante in meda. Nasciti da una famiglia di attori, sabrosi importanti e antica della Sardegna, est attore su tutto, ma esso forse si considera da prus un narratore, un contatore de contos. Esti regista per su teatro e per su cinematografo, esti scritori e ha pubblicato 7 libri. Esti conosciuto meda in tutta la Sardegna, può essere un presentatore televisivo in videolina. E in trasmissioni chi vai impara da sa lingua sarda puru. De issu e de sa famiglia cosa sua han scritto, pensai, 10 tesi de laurea. Sono su della Unedda, corpus de tamburino e stimpari con nosu Gianluca Meda. Gianluca beni beniu. Bene cattausu. Gianluca, cominciamo con una pregunta facili, de rispondi po tu now. Però ti da faccia su proprio. Poi i spicciocchi che si punti si chendi, magari da bolenti sciri. Come te che hai cominciato a fare attore? Dopo una che è facile. Beh, sa famiglia mia ha fatto teatro adesso Noigento. Su Noigento, nonna Chella, con nonno Anacleto, va a diventare teatro in lingua sarda. De Guasilla, Castello, Zio Paddori, sa prima di Zio Paddori, ha visto nonna Chella fare questa parte di Antioca. Noi abbiamo amici della famiglia de Meris e io sono provato in su Monte Granatico e nonna aveva già incinta di Zianinetta. E no, ma devo andare a recitare, si può portare un mese a Savipia. E questa scena essa si porta a Savipia tra un atto e l'altro. Di donna la salita, è una cosa incredibile. E siccome issa è attento a me da successo, ci via da Castello, Viviani, ci via da Viviani e Maccario, e hanno scritto a nonna, mandavo Frorisi per festeggiare sul fatto che issa sia stata a me da brava. Questa è una storia che conta da Podda, Carlo Podda. E da Inguri si è cominciata la famiglia di questa famiglia che vedeva teatro. Non ad accabato di fare teatro e ad donare ai figli su Sagana di fare teatro. E hanno fatto teatro, prima cantante, hanno girato città. Ed è uscita una cosa, che mi ha discoviato Davide, che fa stesso su questa trasmissione, che esi partecipa a una trasmissione che si chiama in italiano, Il Campanile d'Oro. Sì. Esibito. No, è successo di Aici, che hanno fatto sparesi siciliano e scartolina si può votare, non ci pianto in Sardegna. Iniziando il sardo, io hanno votato col sughero. Io hanno mandato questa cartolina di sughero e hanno votato di Aici. E iniziando gli hanno donato sui campanili d'argento, mi pare. Che sta ancora in Castello. Dove? In suo comune. In suo comune c'è una sala mano a mano, non ci punti. Tu si ci meli. Mi pongo di accordo con Davide, andavo a tu Castia e fate pure questa ripresa. Gianluca, però, tu, quando è che hai deciso proprio
Bollo fai sattori. Deo volevo fare sattori. E zio non mi va di andare a recitare. E una volta mattina tocca Gianluca, vai a parte dei detti. I detti punti gusto si punti già in scena, noi non usciamo, aspettiamo che il detto su chi stionanta, ma non gli stionanta mai, ed abbiamo in cui ma quando tocca da me, si pianta posto a ridere, ci fa parlare un male, me la male, e mi antano là che i detti punti gusto si punti in scena. Tocca tu devi vai, sa parte di questo picciochetto, chi entra in scena, annaia a Maria Zuabra, in sua ultima scena, ollu caramellas, sapeva parte stetti a gusto, mi da ricordo pure. Via da, ollu caramellas. Ti stato bravo. È anche buona se scala. Però, una cosa che mi domando Deo, tu hai mai pensato di fare anche un'altra cosa? Ti sei mai preguntato, no, non tu faccio sattori, me lo fai impiegato, non do operaio. Una domanda, non è facile rispondere a questa domanda, sinceramente. Poi te volevo fare su cantante lirico. Sì. Studiamo per fare su cantante. Vero? Noi studiamo con la De Osma. Ma siccome sa voce mia non viene ancora fatta, essa mi ha fatto studiare come tenori. E devo fare un baritono. E iniziando sa voce si è schilliata e devo non ha cantato preso. Iniziando su appunto, questa famiglia mia fa teatro da tanti tempi, devo questo ha fatto sempre, ma devo volevo fare canto. Su canto lirico per me è una cosa bella, ma sa voce purtroppo sei guastata e non ci sarà nessuno. Però poi ho cominciato a fare teatro con i altri, non in sardo, in italiano, ma già devi piedere, conosciamo la vita del suo teatro, come i figli miei, no? Tu conosci, cioè i figli miei, quando noi provavamo uno spettacolo, io dietro le scene facevano i scompiti. E poi acabò i scompiti provando. E sono abitudini, cioè è una cosa difficile da spiegare se non tu vivi. Poi quando dopo ho fatto una rassegna famiglie d'arte, ci abbiamo tutte le famiglie d'arte italiane, io su tutto sono andato a sapere più cose. Che sa vita e su teatro via da impari, via da sapere più cose. Non ci via da una volta un'enna, no? Senna, serrata, no, sa vita e su teatro, impari. E succede proprio con questa famiglia mia. Manca noi siamo professionisti. I zii miei non dilettanti, si diventa mera bravo, ma però non diventa mai fatto su basso per fare il suo professionismo. E quando ho cominciato, si diventa di video. Poi tutti non vogliono fare i professionisti, altri vogliono fare i professionisti. Babu, zia Antonino, zia Assunta, zia Emma, si diventa di video i Medas e i fratelli Medas. È stata una cosa alleggia, hanno soffrito tutto hanno soffrito per questa cosa, però succede, anche De Filippo diventa separato. Certo. Succede poi su teatro, cioè è un mondo speciale. E capita da chi ci certo su medaleggio e famiglie si dividono. Succede purtroppo anche tra amici. Per è un mondo strano, magico, stregato. E allora abbiamo una rendita questa carriera mia. E dopo cominciamo a fare teatro in italiano, poi volevo uscire in italiano su variante. Teatro di prosa. E poi a fine siamo tornati da dove avevamo bessino. Si può più esplorare un vago su chi ci via. Ma su teatro via da già è un'altra cosa quest'anno, quando avevamo un picciochetto. Ci via da questa cooperativa Teatro Sardegna, compagni di scena, Acroama, via Benio Barba, quando è Benio in Sardegna, ha cambiato la storia del suo teatro sardo. Poi da suo teatro via da in laboratorio. E quando è Benio Isu, ha donato questo sinus, può cambiare questa storia. E questo conto, è un conto importante da fare. Io lo tengo come ti conto, non l'ho mai fatto in giro poi non sono pronto, ma secondo me è importante stigmatizzare questo momento. Poi Barba, mica Barba è uno che si sia da... su meglio su noi gente in suo mondo. E si è firmato in noi in Sardegna. A Orgoso era Santo Sparao, Orgoso era Santo Sparao, punti cambiata, sa. A Orgoso ci punti murali, a Santo Sparao scultori, pittori, compagnie teatrali, sarti.
ha donato unos innu importanti, poi ha donato sa voce all'anima della Sardegna che non tenia voce, ecco. Dopo risposto, la rendi un sacco male. Anda bene, no, sei libero. Torrendi a sa famiglia, Calincunu, ti mai Gianluca, forse sei meglio su chi fai altro, che non fai attore, questo è troppo difficile. No. Cioè, Minaranta, questa domanda, vari di uno gioco, ma il direttore ti domanda, ma tu del traballo vero, sì, poi questa gente non tu comprendi che questo è un traballo, seriamente un traballo, devo riesce a mantenere se figli con questo traballo. Certo, a ricco non sono diventato, ma chi viene a fare questo traballo non vuole diventare ricco, vuole fare il progetto su chi pensa, che è tutta un'altra cosa. È come su messaggio che pone su semini, non vuole diventare ricco, vuole dire sa spiglia nascendo. Oppure su pastori, vuole dire San Gioneddo, nasci, cioè è un altro modo di dire sul mondo, non è legato su dinai. Mancai, se uno ha di successo, ma su successo questo è un prodotto commerciale, su successo. Poi ci punti differenti in maniera di volte è successo. Mi posso accontentare di fare su chi voglio fare. Certo. Non per forza essere famoso con noi, tu fai dinai. Ma essere famoso è un prodotto commerciale. Tutto questo che diventa famoso, devi tenere conto di questa cosa. Poi su successo passa, ma sarti non passa. Se tu sei un artista, se l'artista fa cosa se paga il suo tempo. Su signo che ha lasciato in sua vita, paga. Magari non quando sei in vita, magari si indaga tante persone quando non ci sei espresso, poi ti fai questa sintesi come ti narravo noi, questo ha fatto gusto. Ecco, insano su via también importante, cioè ci punti scrittori, attori, musicisti, che punti di stetio con notus, quando punti motus. Poi in sa vita è difficile per un artista fai comprendere questo che fa dentro, poi testi come uno scrittore che scrivi in suo vento. E questo devi tornare, devi fare su giro, tornare, uno intende di andare ecco, questo vi ne rendi gusto. Poi tra questo è essere artista, secondo me, questo a prescindere dal successo che ha. Però, questo è vero, devo essere d'accordo con tu, però difficoltà ti sei in punti. Questione di dinai. Sì, poi e quanto è difficile bifidearti? Ma era difficile, poi sarti non si biri secondo i canoni di terra, cioè su panino tu bisi, mi donano un panino e ti danno un panino. Se tu devo se facendo di arti, mi da compra da sarti, e stando su come tanti problemi, poi sarti, è sarti, cos'è arte? Sono fueddo importanti, devono uscire i sarti, devono giocare con i conti e da più fatto. Quando abbiamo più devono uscire da disegnare, non pintare, non sapevo disegnare. Insomma, devo i sconcasa con suo fumetto e vendiamo questa sconcasa con suo fumetto e un pangio. Accanto. Però mi comprare su panino. E facciamo puntata questo fumetto su. Ma possa merenda. Devo gana di contare conto. Se questo su 2 gente mi dona tanti 50 lire. E devo rinascere a comprare su panino ogni dì. E mi diranno, questa puntata. Devo fare il dita. Comprendo che vorrei stare bifidearte. Manco possa merenda. Posso panino. E magari questo sconto su Monti Crescio su. Si toccano argomenti importanti. Sì. Sei stato meda fortunato, perché questa fortuna per un artista è la cosa più importante. La cosa più importante non si crea in nulla, poi tu fai una cosa che sa lui quando arzia in suo palcoscenico, e si studia da quando di capasa, è un servizio, e tu lo devi fare onestamente. Ed io sono stato fortunato, poi il suo pubblico ha di credito in questo che faremo, ha potente questa possibilità di fare meda cose in diversi media, ecco, televisione, scrittura, teatro, cinema, e sempre contenti conto, sono sempre contenti conto. E sono stato, ripeto, fortunato, poi amante ascoltare, poi se uno che narra da chistiona, da conta, da esatto sono da ascoltante, e ti serve, se artista a solo non puoi essere artista.
Serve il suo pubblico. Cioè, serve un altro, manco un altro. Può ascoltare, può dubire, può valutare, può si scambiare le emozioni, mancare non di piaci, ma anda bene su proprio. E quali punti sconto sono così importanti secondo voi? Su chi si contau e si no? E noi abbiamo lasciato un usillo. Beh, Paschedda. Paschedda, intanto dopo liberata da questa eredenzia politica, e stanno centrata a nuda con questa politica, via da una fiuta, un decivillus, una porcara, diventa bogata di questa terra comunali, ad uso civico, non diventa di uno comune, di una persona, diventa di questa gente, di questa comunità, e diventa bogata per pagare il debito su questa ferrovia a numero. Questa ferrovia a numero non c'è ancora, nonostante quest'anno. No? Quest'anno issa si riapposta a Zerriai, torniamo su con nottu. Siccome questo è uno slogan straordinario, questa politica sarda ha piccato questo slogan, ha bogato Paschedda e si è piccato questo slogan, messo nei contenitori sbuidu. Quando una ranta, torniamo su con nottu, torniamo su con nottu. Non scianta manco chi via da andare a questo conto. Dopo tornare a questa femmina che di abogao voci, questa su 26 di aprile, nel 1868, via da Bessia de Sagresia, contronnata, sofferenti, e hanno, ma poi si punti bocchendi di questa terra onde i babus, i saiaius, i antandausu, proprio i sallina, sull'ande, poi tanti fatto gusto. E si vede la stazza pirai, torniamo su con noi. E deve ricostruire tutto questo fatto, non ci crea nessuno. E lentamente ha fatto buoni sa via a Paschedda Zau, questa città del numero. Questa commissione di pari opportunità ha definito Paschedda uno dei personaggi femminili più importanti del suo Novecento, del suo Ottocento. Ed è una porcara, capisci? Ed io credo che questo è stato il progetto più importante che ha provato in questa vita mia. Ed sono sempre attento che questa politica non faccia da questo che ha sempre fatto. Piegare questo slogan, può usare, può fare campagne elettorali, che non si è pintanuta, poi sono contenitori sbuiti, se non c'è savamine in questo serio, non è nuda. Torniamo su Conotto Bolinai, si deve tornare questa terra, dove andavo a piegare salline, sull'ande, e a fare buffare gli sbrevesi, e sproccus. Questo Bolinai, questo per me è su conto così importante. Esibiri poi esibiri che ti appassiona, pure quando tu conta, sai. Casti si è andato a donare buccicconi a tutto su questa cosa, è importante. Poi tanto sono cristianoso di questa femmina, se non pensavo su questa femmina, per questa varietà, io pensavo che uno dei scetti di femmina sono un sciacco in mano di dinai, gente che vuole su i slogan del suo potere, ma questa varietà è in questa storia. Noi non studiamo le femmine in questa storia, non ci divunti scetti assassini, che vanno a boccire questa gente. E noi studiamo su questo assassino, su Napoleone, Cesare, tutte umane persone, e le femmine non ci vunti, ma se non ci viene le femmine, questo manca una scienza. E pensando su questa castiata è andata cambiata, per questo Paschedda è importante. Certo. E si chiede a questione dei sconti, c'è un altro che devo conoscere, voi ci abbiamo del pure, uno spettacolo teatrale, Canale 16, che narra la storia del Moby Prince. Sì. Ma ricordo, però, correggimi che mi sto sbagliando, che Asimov ha linkato una cosa con Canale 16. Sì, quando ho fatto questo spettacolo, questo storytelling, ci viene due parlamentari che hanno portato su Antibiu, con questa voce del suo teatro, questo che è successo questa notte, e hanno portato queste questioni in suo Parlamento ed è nasce una commissione parlamentare. E grazie a questo spettacolo, e questa forza del suo spettacolo è questo. Ma tu pensi, quando nel 1996 hanno fatto questa dia della Sardegna, noi non conosciamo nulla. Ed ha provato questa parte del Fisio Pintor, su capo rivoluzionario praticamente. Dove andiamo a Quadro, entriamo in un castello bellissimo. A fare lo Piemontese! Noi non conosciamo nulla. A Savini del suo spettacolo mi sono posto a studiare.
e ha conosciuto un mondo. E grazie a questo spettacolo, Dio si è andato a studiare tutto questo che ci via, gli hanno pubblicato, gli hanno fatto, è stata un'esperienza meravigliosa, uno spettacolo. Bello, bello. E in questa televisione però fai conto su differenti, o no? Ando a cercare i anziani, tutto questo che fanno i reietti su questa vita, devono intervistare questa gente importante, devono intervistare gente che mai nessuno gli ha pensato di avvicinare, questo mi conta questa vita e dopo conosco questa cosa così importante grazie a Isus, alle testimonianze di Isus, cioè che su vedo futuro non esiste in salto, si narra su tempo benidore, su tempo che dei più bene, poi ti manti insegnato sul futuro, cioè su tempo che dei più bene, e traballai oggi per sperare crasi. E tutto questo fa da bucciconi con questi progetti su adesso, no, su progetto per progettare sul futuro della società, ma questo sono costruito domus, tutto questo bene che sfido sono consumato oggi non c'è più nulla, e tanto no, ma su sardo è una lingua che impara da questa vita, mancai italiano, inglese, è una lingua per viaggiare, per gustare le emozioni di questa conca, ma questo invece ci ha insegnato questa vita, Dio non la conosciamo, perché abbiamo cittadino, Dio su sardo da più imparato di ritorno, diciamo così, non dobbiamo questionare. Non voleste questionare? No, assolutamente, non lo comprendiamo, via da questa lingua, è mio babbo mio, e va diventa cose che non mi piacevano, ci sei arrivato, cammina, a passo lento, e a comprendere che non è questo vuoto su chi conta, ma questo che narra, e dopo risanare che si sia lingua, e su sardo tenere bisogno di cose importanti, non scetti sa grammatica, cioè puntare su sa grammatica perché non è su sardo, è una cosa del grammatico. Si Dante diventa censurato per questa Divina Commedia non vi ha mai nasce. E manco male che io ho deciso di scrivere in volgari. E ci ha donato una spinta per l'italiano. Poi su sardo, no, su smettendo, su scrittori decisivi, come Pirandello per su siciliano, come Govi per su genovese. Cioè noi abbiamo bisogno di questa super compagnia teatrale. Tu pensa quando De Bosio gli ha pensato di traballare su Arlecchino gli è stato scarescio, traballato in bergamasco Arlecchino. Io studio a Pigao, ho fatto uno studio serio e in noi Arlecchino è il suo spettacolo più visto in tutto il mondo. Cioè ci vuole di questo passaggio. Su teatro ha questa qualità, ma dependessi saberità di questo che è nata, nunca siete grammatica, tecnica, che una cosa, cioè devo creare Masala, Ciccitu Masala, è stato forse il suo primo anno scrittore in sardo, Ciccitu Masala, ma c'è anche questo de Bidanoa, antico Casula mi pare, non voglio sbagliare, ma poi c'è di vunti scrittori, dependessi ci causo e bisogna fare operazioni del livello, e questo non è stato ancora fatto, devo fare in meta. C'è arruga del va ancora. C'è meta, tutto deve fare, tutto. Vosotros, che siete giovani, tenete l'esperienza nostra. Grazie, sono giovane ancora. Ovago. Vabbè, casi giovani. Diversamente di beccio. Ecco, bravo, sì. Gianluca, e noi c'è questa pregunta del spicciocus. C'è un picciocus, si chiama Alessandro, in modo bieuso, e si va di una pregunta. Da bene, Alessandro, fai questa pregunta.
Gianluca, cantu logo c'esti in Sardegna po' un giovane che vuole cominciare a fare attori? O esti meglio su a si muove in continenti? La cosa più importante è che vuole snai va dentro attori. E poi, che si sia logo in suo mondo, anda bene. Devi essere bravo, tecnico, costante. Devi essere uno che lavora da ogni giorno. Non devi stare timoria di nessuno, ma devi essere sempre umile. Poi non sei mai arrivato. Devo faccio questo lavoro da 40 anni, mi pare di sempre essere commensente. Poi sei proprio dei difetti. Mancare certi difetti non si indiana, ma tu devi tenere questa cosa del nai, il tabolismo per i attori. Non è sul logo, ma è sul contenuto. Chi deve si donare un consiglio a Gianluca Giovanu? No, beh, vabbè, Dio sia stato questo che sia stato. Siccome mi conosco, sei istintivo, nessuno consiglio, vai e vai. Scammenta. Scammenta. Gianluca, e mo una cosa che ti devo preguntare da vai. Esti, mi ducisinai come ti si darà macarroni a orgosolo? Macarroni? Credo. Poi ha pubblicato un video in internet che diventa stroccendi, poi ti hanno duci a stanare. Sì, poi ci sono in dialetto sul locale, ci punti terribili, poi ti samanduccazzi, come ti muovi si bucca, come ti respira, punti abitudini, consuetudini, difficili da imitare, ecco. Torrausu, grazie a Gianluca Medas per questa bella ciociarrata che ho fatto. Poi a me non mi piace di andare in intervista, mi piace di fare una ciociarrata con gli artisti. E ti sei portato in moi? Su conto di bottiglietta. Su conto di bottiglietta, te tu conosci, moi tanto conosci spicciocco e spicciocca savuro. Grazie a Gianluca. Moi intendevo su Gianluca Medas. In questa vita tutto si chiascianta che nessuno fa di annuda per cambiare cose, ma nessuno fa di annuda per cambiare cose. Sai, in questa vita non di tutto si chiascianta che nessuno fa di annuda per cambiare cose, ma nessuno fa di annuda per cambiare cose, una pudigedda gli ha deciso di non creare proso. Su me dicevo di andare in domo, questa pudigedda di andare, pudiglietta, per piacere, cria, poi ti tengo su schinnizzo, tu intendi se tutto questo stragalo, per piacere. E pudiglietta, no, sono ti faccio. Ma poita, no, povero gente. Disperavo, io sono uscito da proposito vai, gira in vita, ciccata da pensare, e sa gente in vita narrata, c'è ta pregungia, i sputa se te una volta so du varianta, ma i sputa se non du fanti pruso, sbregungia. Naranta tutto questo, tu bianta prangenti, naranta, t'omine do pranto quest'omine, puzzi. Insomma, io non sai uscire vai. E io pensavo a un certo momento, ando in domo de suvvusti, e ci suvvusti a trippada, saputa si indazzicata, fai so e deo papo. Pensando su, si prepara, anda in domo de suvvusti, suona sul campanello, s'affaccia da suvvusti, che in italiano bolinai, i tabolisi, e nada, su fusti, poi si andai ad attrippare, a scudi, saputa, ci saputa si indazzica da fai so, da vappu, i tandinasa. Ma su fusti, che via da questa vita, onde dotto su si chiascia che nessuno va in nudo per cambiare cose, ma nessuno va in nudo per cambiare cose, di a risposto. Beh, è da mandare in questo luogo, onde dotto ti mandano, onde dotto tu manda sei persone che non puoi esibire. E su via disperato, e sa gente, c'è ta pregugia, a papà ti sventana, ta pregugia, questa sputa sa te oi. Non sciaita, va, ando a pensare, ando in domo del fuoco. E ci su fuoco a bruciare su fusi si indazzica da trippa da saputa si indazzica e fai so, e ci andavo, a suonare sul campanello. S'affaccia da su fuoco, che in italiano bolinai i tabolisi. Su fuoco, poi ti andare a bruciare su fusti, e ci su fusti a trippa da saputa si indazzica da fai so, e devo papo. Tengo su schinnizzo, sta gente mi viga in giro, mi fai su dito, di aici, poi piaceri. Ma su fuoco, via da questa vita, non ti dotto su bla 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 bla, ti ha risposto, e ti ha mandato sul luogo, non ti ha andato dotto. Io sono uscita da prosetta, vai, ma il depo va, e sta gente in arada, mi do pranto non ci fai nuda, puzzi. Ma però in domo io pensavo,
ando in domo dell'acqua, e ci s'acqua, sciundili su fuoco abbruciala su fusti a trippa da savuta e deu papo. Anda, suona su campanetto, pianta campanetto su tutto schigliato su questo dessa bida, s'affaccia da s'acqua, i bolinai, i tabolisi. E nada, oh s'acqua, proprio piacere, anda a studiare su fuoco, e ci su fuoco a bruciare su fusti a trippa da saputa cria de deu pappo, e su schinnizzo mi passata, e deu pappo, e tandinata, acqua, e s'acqua, e no, e bairindi, tocca, coccare in su streccio. Non sciata per te fare, pensando a pensare, ando in domo de sa bacca, io andavo in domo de sa bacca, sul campanello di sabacca. Oh, sa faccia sabacca. Oh, sabacca! Appunao, oh, sabacca, puoi andare a buffare s'acqua, e ci s'acqua a studiare su fuoco a bruciare su fusti a trippa da saputa fai solo dove vappo, e ci sta gente da capo che mi viene in giro. I tandinara, a sabacca, vede, una bacca a macca. Diventa da nuovo papai, pezza e bacca, e si vede a macchiare. La rispondi di tradusi in italiano bolinai, vai sul logo quando andano tradotto, da mandare in gunisi. E poi chi tradusi bolinai, coccari su stregio. Che sono sciata per tutta vai, sta gente sa facciare sa vent'anni, non era da c'è successo la pregunta, sa budicetta, adesso non ti faccio. E andavo a fuori di vita. Onde mi via da su coltello. A suonare su campanello, questo campanello paria da sa banda del San Massi, paria da 10. Din don dan don don dan din don. Per senna. Oh, su coltello, proprio piacere. Poi risandai, appungi sa bacca, ci sa bacca a buffare a s'acqua studia su fuoco a bruciare su fusti, a trippata, saputa, cria, de dei va, poi da sempre non famini. E su coltello andavo, eia. E non si spragi sa voce, che su coltello di appungi sa bacca no, non avrà più macca, andando a buffare s'acqua. Non si spragi sa voce, sa bacca di buffare s'acqua no, anda a studiare su fuoco. Non si spragi sa voce, che s'acqua di studiare su fuoco no, anda a bruciare su fusti, e su fusti andavo, prendi su fuoco, anda a trippare saputa, e saputa andavo, tutta questa gente in domo mia, e detto faccio il crio, e a criavo, e sul messaggio a papà. Iscosa sa, poi da fare esatto, da più fare prima lui. Ahí c'è questa storia. Arrivederci.